Io francamente sogno un paese meritocratico dove chi ben amministra è pronto ad assumersi maggiori responsabilità e credo di interpretare il pensiero dei sindaci veneti che ricordo quest'anno, nonostante le difficoltà, hanno chiuso i propri bilanci in equilibrio, in ordine. Un Veneto pronto a fare il salto di qualità e di responsabilità, quello messo in luce dal presidente ANCI Mario Conte, all'indomani del primo sì in Senato che accorcia i passi del percorso verso l'autonomia differenziata. Questo vuol dire che c'è una grande cultura amministrativa, c'è una grande cultura di rispetto nei confronti della gestione del denaro pubblico e c'è anche una grande voglia di assunzione di responsabilità che attraverso l'autonomia può portare a una maggiore gestione più sartoriale delle risorse dei veneti in Veneto. Noi, ricordo, non chiediamo di sottrarre niente a nessuno, quindi quando si parla di indebolire una parte del paese è una grande bugia, noi chiediamo semplicemente di avere maggiore autonomia nella gestione delle risorse dei veneti per i veneti. Sì, che arriva dopo un referendum nel 2017 che, specie nel Vicentino, ottenne un larghissimo consenso. Vicenza fu prima provincia per affluenza con il 62,7%, prima provincia per votanti 451.000, prima provincia per percentuale di sì il 98,3% e il salto di responsabilità, spiega il presidente dell'ANCI che rappresenta 563 sindaci del Veneto, ora lo chiedono i primi cittadini alle prese con carenza di risorse e servizi da garantire. E io proprio in questi giorni sto incontrando tutta una serie di sindaci delle varie province del Veneto perché stiamo portando avanti tutta una serie di proposte per la regione, per il governo, eccetera, però tutti i sindaci mi dicono che siamo arrivati a un punto dove dobbiamo cominciare a pensare a noi stessi, nel senso che l'aumento dei costi, le maggiori esigenze della nostra comunità non ci consentono più di sopportare tutti quei trasferimenti che dal Veneto vengono destinati ad altre zone dell'Italia.